Buongiorno a tutti, io sono Mina Popia e sono titolare di un ristorante che si chiama Azzurro 2, si trova ad Arenzano ed è aperto soltanto in estate perché siamo sul mare, su una scogliera nell'estremità est del paese di Arenzano, subito dopo la Galleria del Pizzo. Io anni fa ho avuto occasione di sapere tramite l'ente bilaterale di un'associazione di categoria che si stava per attualizzare un corso di inglese finalizzato alle attività imprenditoriali e in particolare al mondo dell'enogastronomia. Io già non ero un'esperta di inglese perché ho fatto un altro tipo di formazione, qualcosina sapevo, quindi amavo moltissimo potermi perfezionare in questa lingua e ho visto in questo un'occasione soprattutto lavorativa. La mia clientela che viene nel mio ristorante abitualmente è abbastanza composita, vengono persone un po' da tutte le parti, dalla Liguria sia ad est che ad ovest, dal resto dell'Italia, Piemonte, Lombardia, ma una percentuale molto alta, soprattutto a inizio e fine stagione, è costituita dagli stranieri che inizialmente venivano nel nostro locale per mangiare delle cose abbastanza ordinarie, cose che li rassicuravano, cose che non li facevano temere di avere delle brutte sorprese, tipo la solita insalata, una pasta col pomodoro, eccetera. Ora, non vi ho detto all'inizio che il nostro ristorante è specializzato chiaramente in piatti a base di pesce, in particolare la nostra specialità è il pesce cotto alla pietra, che viene cosparso di pangrattato, quindi tutto un trattamento particolare che era molto difficile far capire ad uno straniero che molto spesso non aveva dimestichezza con i pesci, perché un tedesco, un polacco, un russo, non è detto che un praghese addirittura molte volte non conoscevano neanche alcune tipologie di pesci, quindi non soltanto per far conoscere il nostro tipo di preparazione, la particolarità del pangrattato piuttosto che la presenza di vino bianco, di aceto, di prezzemolo eccetera, ma anche per far sapere che tipo di pesce andavano a mangiare, per me è stato essenziale descriverlo in un menù. Ebbene, alla fine di questo corso, che mi ha introdotto in un mondo meraviglioso, che mi ha fatto conoscere delle cose che sono andate oltre al corso d'inglese, ad esempio ho conosciuto il blog di Guccibario che è tenuto dalla persona che ci ha fatto il corso, da suo marito, quindi Luisa Pupo e Umberto Curti, che ringrazio tantissimo di avermi dato questa opportunità. Mi si è aperto anche un mondo che ha arricchito, oltre che dal punto di vista linguistico, anche dal punto di vista dei contenuti, l'enogastronomia. E da allora la mia clientela che viene al ristorante, che sia italiana che sia straniera, mangia esattamente le stesse cose con analoga libertà. Quindi non c'è più differenza fra il cliente straniero e quello italiano. Questa è stata una grandissima soddisfazione.